Sentiamo l'avvocato Morosin perché mi interessa avere una sua opinione sul Veneto oggi, no? Ci sono state le elezioni, travaso di voti in una regione che rimane di centrodestra dalla Lega Fratelli d'Italia, prossimamente le amministrative a Vicenza e a Treviso col centro-sinistra che cercherà di scalzare di conquistare questi due caposaldi della Lega, poi le regionali, insomma le europee, tanti appuntamenti in una regione che però sogna ancora l'autonomia e in cui, se è difficile arrivare all'autonomia, sembrerebbe quasi impossibile poter immaginare l'indipendenza. È così o c'è invece, secondo lei, uno spiraglio, una breccia in cui ci si può infilare? Allora, io sono sempre ottimista, però dovrei sforare i tempi dei 2 minuti. Vabbè, ma non voglio approfittare. Diamo qualche considerazione. Intanto, perché il Veneto, che solo 2 anni fa aveva dato il 76% di consenso al suo presidente, ha votato per il 15% soltanto per il partito di cui questo presidente fa parte. Ecco, io conosco molte persone di Fratelli d'Italia. Noi tra l'altro come Indipendenza Veneta siamo in amministrazione, per esempio nella bella città di Jesolo, perché abbiamo appoggiato delle persone valide, abbiamo guardato i programmi, guardiamo al territorio prima che alla scuderia di appartenenza, perché noi, se non guardiamo il territorio, la politica non esce. Facciamo le polemiche come prima sull'immigrazione, anche se il tema è complesso, meriterebbe più serietà, parlo per me stesso. Il voto però a Fratelli d'Italia è un voto che i veneti, che sono pragmatici, che sono disorientati, direttore, rispetto a quello che è il panorama politico, si sono sentiti non rappresentati o traditi dalla Lega, che non ha più guardato il territorio. Oggi stesso io sono un po' così stupito sentire che una delle prime azioni di Salvini è quella di andare a discutere con la Calabria e la Sicilia del ponte sullo stretto, quando non ci sono neanche i soldi per pagare le bollette. È una forma un po' demagogica di affrontare il tema. Però attenzione, gli amici di Fratelli d'Italia, io li chiamo Fratelli del Veneto perché da indipendentista ho difficoltà a dire Fratelli d'Italia. Io amo l'Italia, come sapete, ma non mi appartiene, ritengo che sia uno Stato inadeguato a gestire i problemi nostri. Però attenzione, il voto che hanno preso, clamorosamente importante, se lo sono guadagnati facendo opposizione, ma è un voto fluido. Non è un voto acquisito, non è un voto che automaticamente andranno a riprodurre alla prossima tornata delle elezioni europee, e ovviamente loro hanno l'ambizione di dimostrare che governeranno bene. A me fa anche una certa simpatia e tenerezza la Meloni, perché si vede che è animata da una passione politica, e questo va riconosciuto. È lontana da me, ma almeno è una che ha una passione politica ed ha una coerenza che è stata votata. Noi, per esempio, indipendentisti siamo considerati marginali, ma siamo quelli che hanno la proposta alternativa a un fallimento del quadro istituzionale italiano, e l'immigrazione è una delle tante realtà. Il problema della mancata programmazione energetica, aver fatto i contratti tutti con la Russia, cioè non c'è visione. Detta diversamente, vorrei dirlo quasi sottotono, perché me ne dispiace, perché chi soffre in Veneto ha lo stesso patimento di chi soffre in Sicilia o in Campania. Però se noi torniamo a una visione territoriale, dove il principio guida è la responsabilità e quindi l'autogoverno dei territori, o, se vuole, direttore, ma magari ne parleremo in altre occasioni, di una visione dell'Italia confederata, che era l'Italia del Rinascimento, non quella forzatamente unita nel Risorgimento. Bisogna tornare a questi elementi, bisogna essere realisti, concreti, la vera solidarietà, e dando anche delle formule di governo dei territori che possono essere emulate altrove, non dare assistenza. Tant'è vero che il voto del 25 settembre ha visto, per esempio, i 5 Stelle prendere una massa di voti al sud incredibile. Sono partiti in maggioritario al sud i 5 Stelle, e mentre in Veneto e nel nord in genere sono ormai quasi spariti, sono diventati irrilevanti. Allora, perché per via del reddito di cittadinanza, esatto, no, che lì la motivazione è quella. Ci sono 2 Italie,
ci sono, o meglio, più Italie se vogliamo, ma soprattutto due realtà letteralmente opposte. E chi non guarda questi fenomeni vuol dire che non ha capito che il tempo è del red rationem, direttore. Il cambiamento viene attraverso un progetto nuovo che riguarda tutta l'Italia e anche l'Europa ovviamente, che parte dai territori. E in questo senso, visto che abbiamo la fortuna di avere un personaggio politico come Fassino, grande esperienza, che ha grande esperienza, io devo fargli un complimento, stranamente che io faccia un complimento, però se lo merita, perché 3-4 giorni fa in un'intervista al Corriere della Sera ha detto che il tema dell'autonomia, noi miriamo all'indipendenza per via democratica, istituzionale e quindi referendaria, però ha detto che il tema dell'indipendenza è un tema di sinistra, e ha ragione. Io che sono andato un po' in tutto il mondo, dal Quebec alla Scozia al Sud Sudan, sono andato fisicamente ad assistere ai momenti referendari che hanno portato all'indipendenza, quantomeno del Sud Sudan, che hanno portato vicino la Scozia e il Quebec. C'erano prevalentemente socialisti e persone di sinistra, perché sono loro che dovrebbero difendere il diritto di autodeterminazione, noi i primi a contestarlo, perché, ed ho finito, dopo la riprendo per altro profilo, il diritto di autodeterminazione è chi vede nella persona il problema, non nel resto, quindi che mette al centro le persone e le comunità ovviamente. E quindi a me dispiace concludere, però rilevare che quando il Veneto nel 2015 ha approvato, 2014 ha approvato le due leggi, la 15 e la 16, sull'autonomia e sull'indipendenza, il primo a impugnarle tutte e due, il 9 agosto 2014, una memoria bestiale, è stato il segretario, allora premier del Partito Democratico, Matteo Renzi. La sinistra che ha bocciato un'idea di autonomia coerente col 116 della Costituzione che nel 2001 aveva cambiato lei. Ma vi rendete conto che sberle date ai cittadini del Veneto? Non possiamo più seguirvi. Io ripeto, amo l'Italia, ma non mi appartiene. Legittimamente voglio perseguire in modo democratico, referendario, per via istituzionale, un progetto di autodeterminazione come la Catalogna, come la Scozia che lo rifarà. Grazie, direttore.